Pronti? 1, 2, 3. Valida la partenza con la velocità da parte di Topolo P, che va subito al comando nei confronti di Urde Ronco, poi numero 6 lungo la Tatanco corda P filtra squalificato. Uliveto Bargal, largo Rainbow S che cerca di ingambarsi per andare sulla testa della corsa. In pariglia c'è Zigolo Debuti a precedere Vasti di Poggio, quindi ancora Tyron Grad, Urian Horse. Di fuori c'è subito Attrazione, che è stata la più veloce di quelli a 20 metri. Parcheggia Rainbow S, viene subito Zigolo Debuti che si presenta sulla leader Topolo P e dopo 400 in 29,2 è leader della contesa. Zigolo Debuti in vantaggio nei confronti di Topolo P, Rainbow AS, Urde Ronco, Uliveto Bargal, Vasti di Poggio, Tyron Grad, ancora Urian Horse. Lungo i birilli invece prova a filtrare Ziguli dei Greppi. Prende la via del largo ora Vasti di Poggio, che sembra spostarsi e andare allo scoperto dopo i primi 800, comunque in 59. Attrazione muove in terza ruota, cerca di aggirare tutto il treno esterno e di portarsi sui primi. Vasti di Poggio ha così una schiena. In terza pariglia esterna c'è ora Tyron Grad a precedere Urian Horse. Il primo chilometro in 1:14,4 da parte di Zigolo Debuti, che continua all'avanguardia nei confronti di Topolo P, di Rainbow S, di Urde Ronco. Continua a camminare Andrea Farolfi, non vuol farsi arrivare vicino a Trazione. I primi 1200 passati in 1:29,4 e questa è la metà gara, molto svelta sul piede dell'1:14,5. Zigolo Debuti che continua al comando nei confronti di Topolo P, Rainbow S, Urde Ronco, Uliveto Bargal. Al largo progredisce Attrazione, trascinandosi sempre Vasti di Poggio, Tyron Grad, Urian Horse, ancora Vicky Lakshmi. Alla retroguardia c'è Senator Rock che chiude alla corda Zarevic Blessed. Davanti alle tribune, 800 dal palo, una frazione in 31 da parte del leader Zigolo Debuti, che continua in controllo. Attrazione è arrivata al salchi di Rainbow AS e cerca di portarsi su Topolo P. Intanto il battistrada allunga, guadagna terreno, 14,7 nella curva. In vantaggio Zigolo, che sta provando a staccare nei confronti di Topolo P. In terza posizione passa Attrazione sul calo di Rainbow S, poi ancora Vasti di Poggio, Tyron Grad. Da dietro non si viene avanti perché ha fatto 2,28 per il primo miglio il battistrada. È ancora in vantaggio per i 2000 metri, 2,28, se ne sta andando Zigolo Debuti da Topolo P, da Attrazione che ha ricaricato un po' le pile, prova a rifare l'arrivo, 14,3 per l'ultima curva, in accelerazione Zigolo Debuti ancora in vantaggio nei confronti di Attrazione e di Topolo P. Zigolo Debuti da un capo all'altro, è tornato quello dei giorni belli, il successo di Zigolo Debuti. Andrea Farolfi che scandisce perfettamente i parziali, al secondo è Topolo P, terza Attrazione, quarto Vasti di Poggio, quinto Tyron Grad. 1,14,3 il totale, 2,57 i 2400 metri, tolti i 60 iniziale. Il successo per l'allievo di Mauro Baroncini della scuderia Altomare, il figlio di Napoleon e Midnight B, che si sta ritrovando. Il cavallo di inizio carriera era un cavallo da Top Gran Premi. Arriva un'altra affermazione oggi dopo il ciocco cronometrico all'ultima, anche oggi a ritmo svelto. 8-3-15 la combinazione molto probabile della Tris, 8-3-15-10 del Quartet, 8-3-15-10 con al quinto posto ancora il 9 di Tyron Grad, la combinazione probabile del Quintet di giornata, premio Trot and Turf, con il successo di Zigolo Debuti e Andrea Farolfi.